Un anniversario che non dovrebbe mai suscitare polemiche è sicuramente quello sulla strage di Capaci, ma purtroppo non è così. Quest'anno, piuttosto che dedicarsi alla commemorazione e raccogliersi in preghiera, ci si è lasciati prendere appunto dalle polemiche assolutamente fuori luogo e non certo educative per i giovani. Il presidente della regione Nello Musumeci ha annunciato la sua assenza tranne i ripensamenti dell'ultimo minuto e così anche Claudio Fava, presidente della commissione antimafia dell'ARS, il quale in polemica con il ministro Salvini ha finito addirittura per prendersela con Maria Falcone. Insomma, cosa si può insegnare ai ragazzi a proposito di lotta alla vera mafia se poi ci si perde in così sterili botte e risposte? Di memorie del passato e di veleni del presente scrive oggi Domenico Tempio sul quotidiano La Sicilia. Ebbene, oggi, 27 anni dopo l'odioso crimine mafioso in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, assistere alla spaccatura del fronte che dovrebbe invece puntare con più forza alla salvaguardia delle istituzioni è davvero penoso.